Quinta vittoria consecutiva per il Catania, settima sconfitta di fila per l'Akragas che finisce sempre più giù, inchiodata a 9 punti. Una classifica che ora si fa sempre più pesante, mentre il Catania è secondo dopo il Lecce in vetta a 37 punti. Nel posticipo serale al Massimino finisce così 2-0 grazie alle reti di Di Grazia, un ex, e Curiale che nel secondo tempo rimediano una prima frazione di gioco sottotono. Nei minuti iniziali sono i biancanzurri di Missa di Napoli a cercare di fermare il rossoblù, che con Giugi al 13° minuto trovano un clamoroso palo dopo la deviazione di Pisseri. E il Catania poi a salire in cattedra, ma senza mai rendersi particolarmente pericolosa, con Bono attento a difendere la propria porta. La svolta della partita arriva però al 30° del primo tempo con l'espulsione di Parigi dopo una gomitata, una vera ingenuità, quella dell'attaccante Cragantino che consente ai padroni di casa di condurre in superiorità numerica una buona parte della gara. È infatti nel secondo tempo che il Catania alza la testa e impensierisce ripetutamente i giganti di Agrigento. Così arriva al 58° la rete del vantaggio con Di Grazia che con un ottimo cross di Curiale batte Bono dopo una prima respinta. Trovato il vantaggio è lo stesso Di Grazia che ricambia l'assist e manda in rete al 62° Curiale, trovando così il raddoppio. Bastano 2 reti al Catania per amministrare fino alla fine una partita che permette agli etnei di trovare 3 punti importanti e conquistare il momentaneo secondo posto in classifica nel girone. Sentiamo il vice, il mister Criaco. È normale che giocare tantissimo tempo in 10 uomini è un grosso svantaggio, quindi vai a occupare meno gli spazi, quindi concedi qualche palla pulita in meno al Catania. È un peccato perché avevamo avuto proprio una buona palla in 11 per passare in vantaggio. È normale che conosciamo la forza del Catania, la forza del Catania è quella, la conosciamo, quindi è un peccato giocare così tanto tempo in 10 contro 11. Le scelte iniziali un po' a sorpresa di Giugi dall'inizio e soprattutto Longo che partendo da destra metteva spesso in difficoltà i centrocampisti del Catania. Era una mossa ben studiata che stava per dare anche dei frutti. Sì, è normale che noi giochiamo spesso pure sulle squadre avversarie, adesso diciamo i punti deboli, però sono dei giocatori che stanno facendo bene, Ador Giugi sta facendo bene, quindi è giusto che pian piano questi giovani si prendano il suo spazio in base al suo valore. Proiezioni di campionato, insomma, classifica che si fa sempre più pesante, sempre sconfitte consecutive, però con questo spirito insomma, potete tranquillamente dire la vostra nella volata salvezza. Sì, speriamo che riusciamo a dare continuità alle prestazioni, che poi penso che quando uno dà continuità alle tipologie di questo tipo di prestazioni, secondo me fa pure dei buoni risultati. È normale che stiamo in un momento molto delicato, però lavorando con sacrificio secondo me si può superare.